senza... Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, ascoltatori di Radio Libertà, anche questa settimana ci ritroviamo per esaminare le notizie della settimana, per fare qualche riflessione in merito, sempre andando a scovare il woke, il pensiero unico, cercando di dare delle risposte serie, cercando di fare qualche osservazione anche strategica su quanto poi accade in campo internazionale e per il consueto, purtroppo, bollettino di invasione, come abbiamo visto in svariate occasioni. Ovviamente vi ricordo che se volete potete proporre argomenti o comunque darci la vostra opinione telefonando allo 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Saremo ben lieti di rispondervi, di cercare di venire incontro a quelle che sono le vostre richieste. Intanto presentiamo una notizia che mi ha personalmente anche abbastanza scosso, però è una notizia un po' emblematica dei tempi, diciamo. Si tratta di una notizia che riguarda l'Olanda, un caso di integrazione forzata abitativa tra studenti e rifugiati. Il risultato sono violenze, molestie, mentre i responsabili sembrano guardare altrove. Tra l'altro una situazione che è anche tuttora in divenire. Ne ha parlato, se non erro, anche Del Debbio, ne ha parlato La Verità, ma non ha avuto molto spazio poi effettivamente sui media. La rimandiamo, insomma, ve la presentiamo anche per vedere se, insomma, se avete probabilmente la mia stessa reazione di incredulità, ma anche di rabbia di fronte a quanto accaduto. È un po', se vogliamo, l'altra faccia del buonismo. La favola dell'inclusione diventa un incubo, stupri, violenze e paura. Convivenza imposta tra studenti e immigrati, denunce per stupri e molestie e la sinistra che tira dritto nonostante tutto. Dove dovrebbero andare allora? Punto esclamativo. Ecco, tenetevi a mente questa domanda che poi vi spiegheremo. Ad Amsterdam, infatti, l'inclusione è stata trasformata in una sorta di esperimento abitativo e il risultato è misurabile in denunce, stupri e paura. Non è una polemica, è un bilancio effettivo. Il luogo dove è accaduto è Stekhoost, che è la zona est della capitale olandese. Sostanzialmente di che cosa si tratta? Un esperimento sociale finito molto male. Idea semplice e direi, almeno dal mio punto di vista, presuntuosa. 125 rifugiati, e quando sappiamo che i rifugiati, insomma, non sempre hanno tutte le carte in regola, non sono esattamente dei profughi comunque. Ebbene, questi 125 rifugiati ospitati insieme a 125 studenti e studentesse olandesi nello stesso complesso residenziale. Convivenza forzata, integrazione accelerata, se mai c'è stata, una fiducia elevata a dogma. Il progetto, lanciato nel 2016 come modello pionieristico di edilizia abitativa a vocazione inclusiva, è stato raccontato come una virtù in sé e non come una scelta da valutare nel tempo. La realtà è stata poi ricostruita da un programma investigativo olandese, un programma televisivo, Zembla, che invece ha mostrato molto altro, con una serie di interviste, di reportage, andando a vedere il degrado, insomma le zone degradate, le scritte sui muri, lo spaccio, la spazzatura e ovviamente quello che è, insomma, anche più grave, gli episodi in contestazione, appunto. Negli ultimi 18 mesi sono state presentate denunce per 20 aggressioni e violenze sessuali. Decine di segnalazioni per molestie e stalking risalgono già al 2022,
quando il progetto era pienamente operativo e l'allarme avrebbe potuto essere ascoltato. L'avvocato di una delle vittime ha dichiarato: molte donne hanno corso il rischio di essere stuprate nella sicurezza delle proprie case. Il caso più grave viene riportato anche appunto da Del Debbio, è quello di Amanda, questa ragazza che nel 2019 accetta l'invito di un rifugiato siriano, rifugiato sempre mettiamolo tra virgolette, Mohamed Ra, nella sua stanza per guardare un film. L'uomo si presenta come qualcuno che voleva imparare l'olandese e studiare. Dentro quella stanza la promessa di integrazione si trasforma drammaticamente in violenza. Amanda denuncia, ma si sente rispondere che non ci sono prove sufficienti per avviare un'indagine. Segnalazioni ignorate e quant'altro. Qualche mese dopo un'altra donna espone timori analoghi sullo stesso individuo. Le autorità locali dichiarano che non è possibile sfrattarlo. Il progetto va avanti come se nulla fosse, mentre il rischio rimane confinato nelle stanze di chi lo subisce. Un contesto che poi va a degenerare, emergono altri elementi. L'associazione per l'edilizia popolare che gestisce gli edifici segnala traffico di droga, risse e sospetta persino che in uno degli appartamenti si sia verificato uno stupro di gruppo. Nonostante questo quadro, Mohamed Ra, ma anche tanti altri, continuano a vivere nello stesso contesto abitativo accanto a studenti e studentesse privi di tutele, di strumenti di integrazione e quant'altro. Solo nel 2024 arriva la condanna per quel singolo. 2 capi di imputazione per stupro contro Amanda e contro un'altra residente. Nel frattempo l'uomo ha potuto restare nello stesso quartiere, mentre l'esperimento continuava, pensate, a essere difeso come se i fatti fossero un dettaglio scomodo, davvero riprovevole, come ha commentato appunto il legale di questa ragazza. A questo punto, insomma, ci si aspetterebbe una risposta forte, politica anche, perché no, una revisione, una sospensione, almeno un ripensamento, e invece no. Il comune rifiuta di interrompere il progetto. La presidente del distretto, Caroline De Heer, interpellata sull'accaduto, risponde, aperte le virgolette, come appunto dicevamo prima: "Dove dovrebbero andare allora le persone?" È una frase che, voi capite, evita il confronto, scrolla via qualsiasi responsabilità, cancella le vittime e trasforma un fallimento, concreto in una questione astratta. Ovviamente questo è un test che, pensate, continua, proseguirà fino all'aprile del 2028, ma resta una domanda inevasa. Chi ha deciso questo esperimento sociale, e cioè che 125 fra studenti e studentesse dovessero diventare parte attiva di questa farsa, di questo teatrino, senza consenso, senza protezione, senza qualsiasi tipo di strumento anche effettivo, se si vuol parlare davvero di integrazione? Ma poi integrazione con chi, mi chiedo io, con dei criminali? Se andiamo poi a rivedere quanto scriveva appunto Del Debbio insomma paragona questa vicenda e soprattutto la risposta della signora De Heer alla favola un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie, insomma, no? Dice Del Debbio: "Secondo me lei nel mondo del non senso ci sta a pennello e le sue frasi in risposta a chi l'ha intervistata potrebbero essere messe in bocca al cappellaio matto o anche al bianconiglio, nel senso che la sua risposta è roba da conigli, cioè gente che anche di fronte a un evidente errore, pericolo, disastro, alza le orecchie e scappa come il simpatico animale. L'ideologia procura disastri", appunto dice Del Debbio. È una posizione, diciamo, ideale, che è talmente rigida e dogmatica che funziona come una di quelle lenti distorte che, nel primo caso, non ti fa vedere la realtà perché è troppo distorta e in un secondo caso te la fa vedere male perché è meno distorta. Si compri dunque un paio di occhiali non anti-ideologici, non so se ad Amsterdam li producono, qui purtroppo no.
Se no, più semplicemente si ponga davanti al lavandino nel suo ufficio e a casa, si dia un'insaponata al viso e si dia una bella sciacquata con acqua fredda, da quelle parti non manca. Può usare anche del ghiaccio tritato, così si sveglia e vedrà che questa azione ha determinato una sua inclusione nell'insieme delle persone ragionevoli. Quanti danni ha fatto l'ideologia dell'immigrazione e quanti ne continua a fare? Ci mancava solo di mettere in pericolo studenti e studentesse universitari. Tra l'altro, insomma, la società investe molto anche sul futuro, sugli universitari, insomma, su queste personalità, e noi le mettiamo a repentaglio in questo modo. Ripeto, vale per tutti, ma a maggior ragione per chi, insomma, dovrebbe portare avanti anche i progetti più importanti della nostra società. Tra l'altro si chiede del Debbio, ma questi studenti poi erano assistenti sociali, avevano delle competenze particolari? Nel qual caso avete sbagliato, perché quel corso per accogliere lo dovevate fare voi, cari appunto gestori di Amsterdam. Se decidete di farlo, avvisateci e vi mandiamo anche qualcuno dall'Italia che ne ha tanto bisogno, dice Del Debbio. Ecco, questo è un po' un momento particolarmente iconico, tragicamente iconico del nostro periodo. Insomma, se quello che abbiamo in testa poi non corrisponde alla realtà, tanto peggio per la realtà. È una situazione che vediamo sempre più spesso. In realtà fare politica dovrebbe voler dire partire da degli assunti di realtà, insomma, partire dal fatto che l'uomo di per sé, diciamo, ha e avrà sempre, insomma, queste debolezze, questi problemi, e quindi costruire quelle strutture che comunque permettono un vivere civile e evitano, insomma, di creare questi problemi e questi danni poi anche psicologici e fisici permanenti alle persone. Insomma, ecco, questo è l'evento, anche se vogliamo, più particolare che ci sentiamo di proporre nella nostra trasmissione. Un altro evento importante di questi giorni, ne abbiamo sentito parlare, è il Forum economico di Davos, un vero e proprio think tank ormai, in cui i potenti della terra, ma soprattutto i poteri forti economici, si confrontano sulla situazione attuale, ma anche sulle linee di tendenza da dare. Insomma, è uno dei grandi punti. I complottisti parlano proprio di un gruppo che, insomma, sceglie un po' di dove portare il mondo senza alcun tipo di riferimento democratico, ecco. Quindi Davos un po' paragonato anche a quei gruppi ristretti, chiusi, come possono essere anche la Trilateral Commission o il Bilderberg Club, che sono realtà sempre di confronto tra potentati, in cui tra l'altro si può venire a conoscenza in parte di quello che si dice, ma non si può sapere chi l'ha detto. Per cui, proprio per evitare lo stigma su queste nuove tendenze, insomma, e quindi chi lo dice, anche per quale interesse lavora, insomma, ecco. La cosa interessante è però che quest'anno diciamo, nel momento in cui c'è una presidenza Trump, che è una presidenza molto contraria senz'altro a questi gruppi, a questi mondi, eccetera, Trump è andato, ma portando una posizione forte, diciamo, e con lui è andato Vance, con lui è andato il segretario al commercio Lutnick, e ci sono, diciamo, ho registrato delle parole molto forti, non solo nei confronti di un'Europa che ha un po' rinunciato a se stessa, ma in generale poi anche diciamo, al mondo anche della globalizzazione. Vedo però che abbiamo una chiamata, allora torniamo dopo sul tema Davos e passiamo subito alla nostra telefonata. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, dottor Tognini di Setta. Buongiorno a lei.
Allora, per la risposta alla sua domanda, allora io volevo chiedere, dottor Tognini, quando scadrà il mandato della von Leyen? Perché questo suo episodio, dottor Tognino, vale naturalmente anche per la sinistra della UE. Ci vorrebbe un cambio di maggioranza, visto che anche la Spagna e la Grecia adesso sono di destra. Ecco, quando scadrà? Io non lo so, non ho mai sentito su nessun giornale quanto andrà avanti questa von der Leyen, perché dipende anche dall'Unione Europea. Sì, diciamo che è in contemporanea con il mandato del Parlamento europeo, è in Sì, contemporanea. ma quando Dopo, scadrà non si sa. guardi, vado a verificare e glielo do direttamente Perfetto. Comunque in io onda. non ho chiamato per questo, e Prego. siccome fra qualche giorno, dottor Tognini, si commemorerà la Shoah, Sì. ecco, il 27 mi sembra, se non erro, e lo trovo giusto. Però purtroppo devo aggiungere anche questo. Molti altri eccidi, signor dottor Tognini, sono successi, ad esempio quello degli armeni da parte dei turchi, di cui è vietato quasi parlarne, e quello anche se ormai sono passati 172 anni dallo sterminio dei Pelle Rossa da parte dell'esercito americano, che fu il più grande massacro dell'umanità. Non so se lei ha sentito, penso di sì, che l'abbia letto. Certo. Allora, questo sterminio, dottor Tognini, mi sta molto a cuore, perché è stato uno sterminio tutto particolare. Allora, la cinematografia americana ha presentato in tutto il mondo, e quindi anche in Italia, mi sembra, soprattutto l'immagine dell'indiano cattivo e del soldato americano buono che imponeva la propria civiltà. Si calcola, ma le cifre non sono esatte, che tra il 1860 e il 1890, alla fine delle guerre contro gli indiani, siano state sterminate non 20.000, ma 20 milioni di pelle rossa. Ripeto, 20 milioni di pelle rossa, compresi vecchi, donne e bambini, con una ferocia inaudita e lo spaventoso disegno affinché il mondo credesse alla bontà degli americani e alla cattiveria degli indiani. Allora, gli indiani cosa facevano? Difendevano semplicemente il loro territorio dall'arrivo degli uomini bianchi, inglesi e tedeschi e altre nazionalità europee. La nascente ferrovia distruggeva i loro pascoli, che erano fonte di vita e sostentamento. Altro, dottor Tognini, che portare la civiltà. I nuovi arrivati volevano semplicemente le terre dei Pelle Rossa e per questo sono stati sterminati. Se vogliamo proprio dire la verità e non essere ipocriti, ricordiamo pure tutti gli eccidi, non solo la Shoah, perché fra 200 anni non vorrei che si ricordasse sempre solo la Shoah. Allora, alla stessa stregua, dedichiamo una giornata allo sterminio degli indiani d'America e allo sterminio degli armeni. Tutto qua, per oggi la saluto e buona giornata. Grazie alla nostra ascoltatrice. Intanto le do appunto la risposta. La commissione von der Leyen, il secondo mandato della von der Leyen va dal 2024 al 2029, quindi sarà a scadenza nel 2029. E poi quindi ci sarà tutta una serie di consultazioni tra i governi e poi una procedura di conferma che culminerà in un voto del Parlamento europeo. Per quanto riguarda ovviamente gli eccidi, gli stermini della storia, che cosa posso dire? Intanto vi dico che cerchiamo proprio di fare memoria. La memoria è la parte principale, insomma, che ci aiuta anche a essere più giusti e che ci aiuta anche a evitare di ripetere ovviamente le tragedie del passato. Personalmente da leghista, insomma, su questa situazione, insomma, potremmo dire, noi l'abbiamo sempre detto, anzi il manifesto dell'indiano, il famoso manifesto dell'indiano, che è un manifesto ormai storico del movimento Lega, anche del movimento Lega dei Ticinesi, da cui prende appunto spunto nella sua prima edizione, vuol proprio dire quello, insomma, ecco, che c'è stata una penetrazione a scapito di questo nobile popolo, ecco, questo senz'altro. Quindi restiamo
restiamo assolutamente su questa linea, ed è giusto fare dovere di memoria su tutto, proprio per evitare che un domani si strumentalizzino certi argomenti piuttosto che altri, insomma, no? È come quando oggi vediamo piangere e manifestare giustamente per Gaza e praticamente tacere sull'Iran, insomma. Ecco, questo non è accettabile. Ecco, chi è a conoscenza di queste situazioni può smascherare facilmente l'ipocrisia, e così deve essere. Tornando al discorso di Davos, ho notato appunto un discorso molto importante del commissario al commercio. Ve lo leggo velocissimamente prima di andare in pausa. Cosa dice Lotnik? La globalizzazione ha fallito nell'Occidente e negli Stati Uniti, è una politica fallimentare. È ciò per cui l'Economic Forum di Davos si è battuto, cioè esportare, delocalizzare, andare oltre, trovare la manodopera più economica nel mondo, e il mondo è un posto migliore per questo. Il fatto è che ha lasciato indietro il nostro paese, l'America, ha lasciato indietro i nostri lavoratori. E ciò che siamo qui per dire è che America First è un modello diverso, uno che incoraggiamo anche altri paesi a considerare, che pone i nostri lavoratori al primo posto. Possiamo avere politiche che impattano sui nostri lavoratori. La sovranità è il controllo delle proprie frontiere. Hai diritto ad avere delle frontiere. Non dovresti delocalizzare i tuoi medicinali, non dovresti delocalizzare i tuoi semiconduttori o tutta la tua base industriale e lasciarla svuotarsi sotto di te. Non dovresti dipendere da nessun'altra nazione per ciò che è fondamentale per la tua gente e la tua sovranità. E se devi dipendere da qualcuno, è meglio che siano i tuoi migliori alleati, va bene? Quindi è un modo diverso di pensare ed è completamente diverso dal World Economic Forum. Io vedevo il WEF non come un'asta di bandiera al centro, ma in realtà loro sono la bandiera. In qualunque direzione soffiasse il vento, così soffiava. Dovresti avere il solare, dovresti puntare sul budget. Perché stai per fare solare ed eolico? Perché l'Europa dovrebbe accettare di essere ad emissioni zero nel 2030 quando non producono una batteria? Non producono una batteria. Quindi, se scelgono il 2030, stanno decidendo di dipendere dagli altri. Insomma, un attacco anche decisamente tutt'altro che velato alla dipendenza cinese, e comunque un ribadire quelle che sono le produzioni strategiche, quindi quel processo che da anni anche comunque noi come Lega, insomma, abbiamo proposto, il cosiddetto reshoring, cioè riportare comunque sui nostri territori quelle produzioni strategiche che servono per non dipendere né dagli sbalzi del prezzo né evidentemente da paesi stranieri. Vi ringrazio come sempre e vi do spazio alla prima pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open Your Eyes con Sick et Non, di nuovo sulle frequenze di Radio Libertà. Un'altra vicenda molto importante, sempre emblematica, è quella di Enoch Burke. Enoch Burke è quel insegnante irlandese, insegnante di storia e di tedesco, che da anni, 4-5 anni se non erro, vive una esistenza continuamente dentro e fuori dalla prigione per sostanzialmente non piegarsi al gender, per non piegarsi insomma ai cosiddetti pronomi, ai pronouns, eccetera. Prosegue la sua crociata per difendere la libertà di espressione contro la dittatura delle parole dei gruppi LGBT. I giudici lo avevano già condannato a 560 giorni totali di carcere, ufficialmente per oltraggio alla corte, in realtà per provare a piegarlo. Burke non è un cattolico, è un evangelico, comunque è un cristiano molto, diciamo, sicuramente di grande impegno, ma è diventato un po' un simbolo, qualcuno lo chiama addirittura il crociato contro l'ideologia transgender, ma in realtà è tutt'altro che diciamo un uomo violento, è sicuramente un uomo di principi, con una volontà davvero di ferro. E l'altro ieri, per l'ennesima volta, si è ritrovato in stato di arresto per le vecchie questioni che ha aperto. La querelle tra il docente irlandese e la sua scuola, che è la Wilson's Hospital School, nasceva nel maggio del 2022 con la decisione del dirigente scolastico di sospendere il prof ribelle, insomma ribelle forse al mondo, ma fedele a qualcosa di più eterno e di immutabile, insomma, come la realtà e la verità. In ogni caso, appunto, in quanto il professore si rifiutava di riconoscere il pronome neutro per un suo alunno che stava cambiando sesso, e quindi avrebbe dovuto chiamarlo loro anziché lui. Un braccio di ferro che va avanti da diverso tempo e che sta costando giorni di reclusione, multe, tensioni e soprattutto divisioni. Da una parte c'è chi lo considera un pericoloso provocatore, ecco qui l'accusa più semplice di questo tempo, cioè chi comunque contesta la situazione diventa un provocatore, un disturbatore dell'ordine. Io dico che forse certe situazioni sono proprio quelle disturbatrici dell'ordine immutabile, reale delle cose. Il progresso, diciamo, scientifico e tecnologico, insomma, non toglie delle realtà di natura, almeno è quello che penso io. Dall'altra, ripeto, c'è un testardo resistente, religioso osservante, che non si arrende alle mode linguistiche e culturali del mondo woke. In mezzo però c'è tutto il dibattito sulla libertà di pensiero e sul fatto che questo generi azioni conseguenti in ambienti formativi,
cioè il rifiuto di non usare il nome femminile o un pronome neutro, come indicato appunto dalla direttiva emanata dal preside dell'istituto per un ragazzo in transizione, continuando invece a indicarlo con il genere maschile. Da qui una serie di processi, di restrizioni e di altri provvedimenti, l'ultimo dei quali appunto l'altro ieri. Il motivo è sempre lo stesso. Burke si rifiuta di osservare queste decisioni dei giudici perché si considera vittima del politicamente corretto che ormai ha accettato qualsiasi rivoluzione a difesa di presunti diritti del mondo LGBT. Va da sé che coloro che puntano l'indice contro il professore irlandese sottolineano invece la sua colpa di violare le disposizioni del giudice, ma è fin troppo evidente che all'origine del caso c'è proprio il rifiuto di non adeguarsi un po' a questa moda transgender e di difendere non solo le proprie idee, ma banalmente le regole grammaticali. Poi certo c'è la resistenza nel non accettare le decisioni che considera ingiuste e arbitrarie. C'è insomma una resistenza ed un'opposizione che è politica ed è legata proprio alla libertà di espressione rispetto alla dominanza della cultura woke, questo lo dice anche Gianluigi Paragone. Ma questo, che è il punto fondamentale della questione, resta sullo sfondo, nel senso che la narrazione mainstream dei cosiddetti fact-checker vorrebbe far credere che Burke non è punito in relazione alla libertà di espressione, ma per osservare disposizioni dei giudici. Si tratta di una insistente e furba dose minima di veleno per intossicare la battaglia politica del docente. Già dal maggio 22, infatti, gli venne impedito di entrare nell'edificio scolastico, ma Burke, facendo valere il fatto di ricevere regolarmente lo stipendio dalla Wilson, non rispettò l'ordine e finì in carcere ben 3 volte solo nel 2024, con tanto di multa da pagare tutte le volte che violava il divieto di accesso. Quindi teoricamente questa persona, che comunque veniva pagata per lavorare, aveva avuto comunque un contratto regolare, presumo un accesso tra l'altro per concorso, veniva pagato per non lavorare perché non si sottometteva comunque a uno status quo molto molto diciamo molto particolare, ecco. Le buffonate quindi erano le regole grammaticali, l'opposizione a una circolare. Insomma, questo è un caso di cui si parla molto in tutta Europa, ma insomma secondo me non si valutano quelle che sono poi le reali conseguenze. Insomma, c'è chi sta lottando per sostanzialmente per un principio che è di dare alla realtà insomma il suo significato, senza voler né condannare né lasciare che una persona possa comunque compiere anche quello che è il suo come dire, percorso di transizione, posto che questo percorso di transizione sia davvero veramente, come dire, voluto e non sia a sua volta dovuto a una cattiva propaganda, soprattutto nei confronti dei minori, come in certe situazioni abbiamo visto. Insomma, ecco, questo è un po' uno dei casi ideologici che mostra le contraddizioni del nostro tempo. Seguiamo quindi assolutamente la vicenda di Enoch Burke e insomma cerchiamo di capire quello che è un attentato, insomma, all'autorità e alla verità, insomma, no? Ecco. Mi verrebbe in mente quella famosa frase di Chesterton: spade saranno sguainate, per dimostrare che l'erba è verde d'estate e le foglie diciamo diventano arancioni, insomma, no? Questa citazione per dire che per dare una realtà che è autoevidente bisogna quasi schierarsi in maniera forte, insomma, no? C'è quel bel episodio di San Tommaso d'Aquino. Insomma, San Tommaso d'Aquino ha costruito una filosofia su una logica, però San Tommaso diceva anche, mostrando una mela, se siete d'accordo che questa è una mela, allora cominciamo a parlare. Se non siete d'accordo, lasciamo perdere, insomma, ecco, cioè bisogna avere comunque un assunto
di logica e di verità, che non sia un assioma campato per aria. Insomma, questo è un po' quello che ci sentiamo e vogliamo dire. Passiamo per gli ultimi minuti della nostra trasmissione al consueto bollettino di invasione. Sappiamo che comunque resta nelle nostre città, abbiamo visto i casi diciamo di Annun e di altri personaggi legati ad Hamas e quindi anche al terrorismo palestinese, al finanziamento del terrorismo palestinese. Ci sono diverse inchieste, la più pressante è quella del Giornale, e fa riferimento appunto a questi personaggi che agiscono nell'ombra e anche attraverso il mondo islamico, le moschee, la cosiddetta carità del mondo islamico, che però non si sa bene sempre dove vada a finire. E c'è un nuovo nome, un nuovo indagato, sempre sulla vicenda dei rapporti con Hamas, ed è questo nome vicino ai 5 Stelle, finisce nel mirino la moschea di Milano. Indagato è Hijazi, che è lo storico vice di Annun. Al vaglio sono sia i soldi all'estero che le intercettazioni. Suleiman Hijazi, un nome non nuovo per chi ha seguito l'inchiesta giornalistica fin dall'inizio, appunto, essendo stato proprio il personaggio da cui poi è cominciato. Un selfie alla Camera con la relatrice speciale ONU, ex relatrice ONU Francesca Albanese, datato 30 luglio. Poi una serie di incontri con parlamentari dell'opposizione, in primis la pentastellata Stefania Ascari o l'ex grillino Alessandro Di Battista, ma anche con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che per mesi non ha spiegato se conoscesse Hijazi. E non lo ha fatto nemmeno dopo aver letto i post in cui Hijazi, il 7 ottobre del 23, giorno del massacro commesso per mano di Hamas, scriveva "Oh Dio, grazie". Ripeto, questo signore Hijazi scriveva "Oh Dio, grazie" il 7 ottobre del 23. Nessun politico che ha intrattenuto rapporti con lui ha pensato di discostarsi da colui che abbiamo definito lo storico braccio destro di Annun. E oggi infatti arriva la conferma. Ha subito una perquisizione ed è sotto la lente di ingrandimento della Procura di Genova per il famoso 270 bis, cioè il reato che punisce la creazione, promozione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni finalizzate al terrorismo anche internazionale. Un reato che in Italia, insomma, questo 270 bis è famoso perché poi fa riferimento anche agli anni di piombo e al terrorismo di destra e di sinistra. Hijazi, peraltro, è sposato con la figlia di Mahmoud Asfa, volto della moschea di Via Padova a Milano, Via Padova 144. I due sono molto legati anche perché Hijazi quel centro culturale non ha mai smesso di frequentarlo. Il suo nome compare anche nelle carte, dove si legge che le indagini più recenti hanno pienamente confermato la fitta rete di contatti internazionali di Annun e degli altri indagati, che operano sia per diciamo le varie associazioni con cui viene raccolto il denaro di Hamas e comunque anche per loro stessi, diciamo. In alcuni casi gli indagati hanno dichiarato che l'importo, come detto da Hijazi, era di 20.000 euro quando c'è stato appunto quel fermo in dogana. Ma grazie alle intercettazioni si evincono anche le conversazioni tra questo individuo e la moglie, che conferma chiaramente il ruolo di Annun come vertice di Hamas, così come la destinazione del denaro. Altro episodio diciamo significativo, insomma ce ne sono diversi, insomma anche presso la sede di APSP, che è appunto questa associazione che raccoglieva il denaro, e ci sono insomma la consegna di questi fondi. Questa ABS, ripeto, che è nella blacklist del Dipartimento del Tesoro USA proprio a causa del finanziamento di Hamas. Cosa diranno quelli che con lui sono davanti a tali evidenze, tutte fornite solo dall'Italia? È ancora possibile negare, lo dicono perfino gli americani. Il giornale, pensate, fa addirittura delle domande, no? È presa un po' quest'idea delle domande ai leader della sinistra,
sono diverse, però le leggiamo volentieri, anche perché l'etere, prima appunto di lasciare spazio poi alla programmazione della nostra radio. Le domande sono diverse. L'arresto di Annun solleva dubbi sui legami con la sinistra. Perché PD, 5 Stelle e AVS rimangono in silenzio? Perché Conte non chiede chiarimenti ai membri del suo partito per gli inviti in Parlamento di Annun? Annun incontrò l'ex sottosegretario agli esteri di Stefano del governo a guida Conte. Di cosa si discusse? Molte le foto di Annun con esponenti PD, 5 Stelle e AVS. Quali legami tra l'opposizione e le associazioni vicine ad Annun? La albanese ha spesso difeso le posizioni di Annun sul 7 ottobre. È vero che AVS vorrebbe candidarla alle elezioni? Come cospito, Annun pianifica di guidare la rivolta in carcere. Come si pongono PD, 5 Stelle e AVS verso questo approccio? Il centro sociale Askatasuna minaccia guerriglie in piazza, saldandosi con l'islamismo. Come si pongono PD, 5 Stelle e AVS? E ancora, a Monfalcone e Roma sono sorti liste e partiti islamisti che hanno la Sharia al centro del proprio programma. Alleati di PD, 5 Stelle e AVS? E ancora, i giudici che hanno arrestato Annun criticano Israele. PD, 5 Stelle e AVS intendono politicizzare la jihad per il referendum? La comunità ebraica vi accusa di tacere di fronte all'antisemitismo e di essere la falange dell'islamismo in Europa. È così? Queste sono le domande riportate dal giornale, insomma, su una questione che comunque resta un po' troppo sotterranea e che bisognerebbe invece portare bene alla luce dei riflettori. Io vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che potete sempre intervenire in questa trasmissione e dare il vostro parere e proporre, ripeto, argomenti. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento sulle nostre frequenze alla prossima settimana. Grazie.